Paura questa mattina per un 17enne tedesco precipitato tra gli alberi a Borso del Grappa con il suo parapendio. L'incidente poco prima di mezzogiorno lungo strada Giardino tra Semonzo e Campocroce. Alla sua ricerca sono partiti il 118 e il soccorso alpino. Il ragazzo è stato rintracciato incastrato sui rami di un pino a una decina di metri da terra. Un soccorritore si è arrampicato sull'albero liberando dalla vela il 17enne che è stato calato a terra e affidato ai paramedici del SUEM. Addosso aveva 3 dosi di marijuana per un totale di 4 grammi. Nel garage di casa però ne aveva altri 3,30 etti pronti da smerciare. Nell'orto infine 2 rigogliose piante alte più di 2 metri. I carabinieri hanno denunciato a piede libero un 35enne di Castelfranco e posto sotto sequestro lo stupefacente. Impegnati in un servizio antidroga, i militari dell'Arma hanno visto giusto procedendo alla perquisizione domiciliare del soggetto, che ora dovrà rispondere di detenzione e spaccio di stupefacente. Incendio in un garage di Concio di Casale ieri mattina poco prima delle 8 in via Schiavonia, causato dal cortocircuito di una lavatrice. Nel rogo sono andate completamente distrutte 2 auto, una Peugeot e una Lancia Y. L'intervento dei pompieri è proseguito per tutta la mattinata fino alle 14. Per mettere in sicurezza l'edificio e le strutture circostanti è stato necessario un lungo lavoro. I danni ammontano a decine di migliaia di euro. Si è presentato al pronto soccorso con una lesione al polso che gli aveva gonfiato la mano. Per curarlo si è reso necessario sfilargli l'anello che aveva l'anulare, ma non c'è stato modo né di estrarlo né di tagliarlo con le attrezzature mediche. Così, ieri mattina al Cafoncello sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L'episodio poco dopo le 11:30 del mattino. Solo gli uomini del 115 sono riusciti a tagliare quel metallo fin troppo resistente, liberando il malcapitato paziente. La piccola emergenza è rientrata in mezz'ora.